Mater Olbia è una casa di carta, costruita sulle macerie del Servizio Sanitario Pubblico Sardo. Oggi con questa azione Caminera Noa ribadisce che la sanità pubblica è un bene che va tutelato, soprattutto quando si cerca di minarlo finanziando con denaro pubblico strutture private come il Mater Olbia a scapito del pubblico. Il Mater e i suoi servizi convenzionati costeranno alla Regione e quindi ai contribuenti sardi circa 60 milioni di euro l'anno, 5 milioni per il 2019 e garanzie per arrivare a breve a 17 milioni, in aggiunta ai 25 milioni già stanziati dalla Regione, tetto massimo previsto per l'esborso di denaro pubblico. Perché in attesa di una sanità pubblica funzionante al 100% la Regione sarda non destina i finanziamenti per il Mater Olbia ad altre voci di spesa come la sanità pubblica? Nel nostro volantino spieghiamo quali macchinari si potrebbero acquistare coi milioni regalati al Mater, macchinari che potrebbero essere destinati per migliorare i servizi delle strutture pubbliche già esistenti. Alcuni esempi: ecografo dai 10.000 ai 15.000 euro. Ecocolor Doppler, costo medio 35.000 euro. Ecocardiografo, costo medio 23.000 euro. Elettrocardiografo 2.000 euro. Tomografo, costo medio 300.000 euro. Risonanza magnetica 1 milione di euro circa. Acceleratori per radioterapia 3 milioni di euro. Mammografo digitale con tomosintesi 200.000 euro. Densitometro per MOC e DEXA 8.000 euro circa. Apoteca chemo per preparare i farmaci chemioterapici 500.000 euro. Diciamo ancora una volta no allo smantellamento della sanità pubblica, allora. Difendiamo gli interessi del popolo sardo e progettiamo un modello di sviluppo e sanità che non metta a rischio i nostri diritti e la nostra salute, in cambio del business privato o di interessi politici di qualsiasi altra natura. Luana Farina, portavoce di Caminera Noa. La